Si apre questa sera il Panica Musica Summerfest giunto alla seconda edizione. Chi è Panica Musica intanto? Panica Musica è un insieme di un gruppo di amici appassionati di musica che è partito per gioco, come tutte le cose. È partito con la sala prove, poi dall'idea della sala prove dico, pensiamo a qualcosa anche per mangiare. Siccome noi non siamo ristoratori, quello che possiamo fare sono i panini. E da lì è nato anche il nome Panica Musica e diciamo che questa è la seconda edizione di questo festival. Però noi siamo partiti qualche anno prima, così, come cosa sperimentale. E diciamo che visto la partecipazione dei musicisti e degli amici, le cose vanno bene. È una iniziativa che voi sottolineate comunque non fruisce di alcun tipo di contributo. No, è tutto sulle nostre spalle, dai costi della SIAE al palco, al service, gli strumenti sono quelli nostri, però noi lo facciamo perché ci crediamo, abbiamo la collaborazione di tanti amici dello staff, voglio ricordare Francesco Lima, Chiara Carimi, Mauro, ricordami qualcuno, non mi ricordo, Mauro Parti che è presidente, insomma siamo un sacco di amici che ci collabora per la riuscita di questa iniziativa. Mauro Patti è il presidente dell'associazione Panica Musica. E Mauro, quest'anno avete allestito un vero e proprio cartellone molto ricco e diversificato. Ce lo vuoi illustrare? Sì, rispetto all'anno scorso abbiamo inserito nuove iniziative e attività. L'anno scorso erano solamente 2 giorni, quest'anno sono 4 più, o meglio, sono oggi la giornata dell'apertura, un giorno in cui vi sarà una scarrellata di gruppi musicali vari su questo palco. Il prossimo sabato avremo i Carretti Games, che sarebbero appunto delle gare d'abilità sui mitici carretti su cui i nostri genitori giocavano. Poi sabato prossimo, cioè il 3 settembre, avremo Caccia al Tesoro con 2 itinerari, uno in bici e uno pedestre, diciamo. E infine tutti i venerdì di settembre avremo Cinema Rock sotto le stelle, quindi invito tutti a venire e a partecipare a questa iniziativa. Buon divertimento. Franco Sodano è uno degli ospiti di questa iniziativa che anche in passato ha voluto dare il suo contributo, ci crede molto ed è richiestissimo. È un'occasione per ritrovarsi con degli amici e divertirsi a fare musica. Io volevo fare però delle precisazioni. Non sono io a essere basso, ma sono loro che sono troppo alti. Intanto, perché uno qua si mette accanto a questo, ci fa pure la figuraccia. Poi Panica Musica nasce in realtà perché i primi panini ce li offriva Giorgio e siccome non ci metteva niente in mezzo, si è inventato la dicitura Panica Musica per giustificare la sua, insomma, non voglio definirla, insomma, però ci siamo capiti.